con tutti voi. Sentiremo parlare delle visite che il Signore fa a ciascuno di noi nella nostra vita quotidiana. Nel Vangelo sentiremo parlare che Gesù non esita ad andare nella casa di un certo Zaccheo, il pubblicano, cioè un uomo che era considerato dagli altri, dalla società, un pubblico peccatore. Ebbene, il Signore oggi ci dice che vuole entrare nella nostra vita, vuole entrare per trasformare la nostra vita. Qualunque situazione noi stiamo vivendo, cerchiamo di mantenere forte la certezza che Dio ci ama, che Dio non ci abbandona, che Dio ci offre sempre la possibilità di ritornare a Lui. Vogliamo allora incominciare questo nostro incontro, questa Eucaristia, chiedendo perdono del male che abbiamo compiuto. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta, lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Di solito il Vangelo della domenica incomincia con in quel tempo Gesù, eccetera, eccetera. E questo alle volte ci fa quasi sentire un po' lontani da ciò che la parola del Signore mi sta dicendo. È vero, Gesù è vissuto 20 secoli fa, però questa mattina cerchiamo di immaginarci in questa città di Gerico. Immaginiamoci a Gerico qualche giorno dopo che era successo l'incontro di Gesù con Zaccheo. Immaginiamo i commenti della gente. Su questo siamo abbastanza alla moda, noi qui ad Archicamine siamo molto abili in questo, insomma, commenti della gente, per qualche piccola cosa ci lanciamo. Quindi Vittorio, questo qui taglialo, perché altrimenti va su internet e
Allora, immaginiamoci i commenti della gente. Hai sentito Zaccheo, quello delle tasse? Sì, proprio lui che a un certo punto dicono che ha cambiato vita, ha restituito tanti soldi, quasi quasi si è messo in rovina. Ma che cosa gli è successo? Non è possibile proprio a Zaccheo, questa persona, eccetera, eccetera, eccetera. Questo mi dice che Zaccheo era ritenuto un caso impossibile, cioè, secondo la mentalità della gente, un uomo irrecuperabile sul piano dei valori morali, religiosi, cioè un ebreo che si era venduto ai romani per spillare i soldi ai suoi connazionali. Probabilmente era l'uomo più odiato, più disprezzato in tutta Gerico, almeno da parte degli ebrei. E proviamo a chiederci, ma chissà come mai questo Zaccheo vuole incontrare Gesù, vuole sapere chi è questo Gesù. Perché forse è molto semplice, aveva sentito parlare che questo tale aveva compiuto miracoli e quindi per curiosità voleva sapere chi era questo Zaccheo. Ed è anche vero che Zaccheo quasi perde la sua dignità, lui che era il capo dei pubblicani, degli esattori delle tasse, quasi perde la sua dignità andando su un albero per poter vedere dall'alto Gesù che passava in mezzo alla folla della gente. Immaginiamoci anche il silenzio quando Gesù a un certo punto si ferma proprio sotto quell'albero, si ferma, alza lo sguardo verso l'alto, chiama Zaccheo per nome e quasi quasi si autoinvita a casa sua. E credo che da parte della gente, vedete le solite mormorazioni e altre cose eccetera, ci sia stata veramente una specie di scandalo. Ma come? Questo rabbino, questo qui che parla così tanto bene della gente eccetera, che fa del bene alla gente, che fa miracoli eccetera, ma insomma questo qui viene scelto da Gesù per entrare in casa sua, proprio questo strozzino infame, Gesù lo sceglie per entrare in casa sua. Quindi immaginiamoci le voci della gente. Guardate, Gesù non è andato da Zaccheo per farsi un buon pranzo, è andato, come si dice nel Vangelo, a cercare e a salvare ciò che era perduto, cioè è andato precisamente a cambiare questo uomo. Guardate, un particolare, non sappiamo che cosa si sono detti Gesù e Zaccheo durante il pranzo, eccetera. Ma sappiamo le ultime parole di Zaccheo alla fine del pranzo. Ecco, io do la metà dei miei beni ai poveri. E sappiamo ciò che il Signore gli dice: la salvezza oggi è entrata in questa casa. Allora, cerchiamo di ritornare a noi. Che interesse può avere per noi oggi questo fatto? Proprio perché guardate che il Vangelo non è una bella letteratura, un bel raccontino di fatti accaduti 2000 anni fa. Il Vangelo è sempre un messaggio di vita, ed è un messaggio indipendentemente dal tempo in cui uno vive questa parola del Signore. Allora, che cosa possiamo dire? Primo,
Noi non dobbiamo mai giudicare o squalificare nessuno. E questo credo che sia un messaggio importante per noi oggi. Proprio perché, vedete, davanti a Dio nessuno è escluso in partenza. Per Lui, per Dio, non esistono casi disperati, persone irrecuperabili. Un altro messaggio che ci viene è questo: l'incontro con il Cristo. Cosa significa incontrare il Cristo? Significa oggi ascoltare la sua parola, significa prendere sul serio il Vangelo. Allora, se io mi incontro con il Cristo, posso cambiare veramente dentro di me, cioè posso cambiare in un modo radicale i miei criteri di comportamento e di vita. E allora vogliamo chiederci questa mattina: ma noi che siamo qui, fino a che punto abbiamo veramente accolto Gesù Cristo nella nostra vita? Cioè, nella nostra vita significa nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nel nostro comportamento. Fino a che punto io, uscendo da qui, da questa chiesa, mi lascio cambiare dentro dall'incontro che ho avuto con Lui. E guardate che questo incontro è già avvenuto per noi al momento del battesimo. Abbiamo incontrato Cristo, Lui ha messo dentro di noi questa vita divina. Ma questo incontro continua ogni domenica nell'ascolto del Vangelo, nel cercare di vivere l'Eucaristia. E allora proponiamoci in questa settimana di cercare di fargli spazio nel nostro cuore, nella nostra mente. Dobbiamo fargli posto al Cristo. Guardate, c'è un piccolo fatterello che si legge spesso. C'era un antico rabbì, cioè un maestro di Israele, che stava insegnando teologia ai suoi allievi. E un giorno dice a questi allievi: dove abita Dio? Dove abita Dio? E allora tutti quanti, sapete, si dicevano e qui e là, in su e in giù, eccetera, come in fin di conti sapevano loro. Ma il maestro continuava a dire no, non è una buona risposta. E alla fine lui stesso dice a questi allievi: guardate, ve lo dico io, dove abita Dio. Dio abita là dove lo si lascia entrare, dove lo si lascia entrare. Apriamo i nostri cuori e la nostra mente a Lui in questa settimana. Questo popolo chiedeva
questa vita ci preparino a ricevere i beni promessi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Vorrei ricordare oggi che 3 novembre è la prima domenica del mese, dalle ore 16:30 l'ora di guardia, alle ore 18 poi seguirà la Santa Messa. Vorrei anche ricordare che questa sera dopo la Santa Messa serale ci sarà il primo incontro del gruppo di giovani e adulti che vogliono prepararsi al sacramento della Cresima, questa sera dopo la Messa serale. Ricordo anche che martedì 5 novembre, dopo la Messa serale, riprendiamo le riflessioni sulle letture della prossima domenica, della 32esima domenica del tempo ordinario, martedì 5 novembre. Mercoledì 6 novembre, alle ore 18:45, l'incontro con i catechisti. Questo mercoledì 6 novembre. Giovedì 7 novembre, alle ore 20, incomincia il corso prematrimoniale e per le 3 parrocchie lo faremo ancora quest'anno nel salone della chiesa di Santo Stefano da Nicea, quindi giovedì 7 novembre alle ore 20 il primo incontro. Poi, come ogni domenica, ecco, c'è il fascicolo del Vangelo di ogni giorno di questa settimana, e un commento e una preghiera finale. Ragazzi, oggi alle 2 ci troviamo qui perché abbiamo questo incontro con il Vescovo per questa giornata mariana, insieme anche con gli altri ragazzi della diocesi. Chi verrà non lo so, comunque noi ci saremo e ecco, porteremo, come ci è stato chiesto, porteremo a questo incontro questo gesto. Se c'è qualche catechista che viene a prenderlo, fate vedere qui davanti che cosa avete preparato. È il rosario missionario e consegneremo al Vescovo e poi verrà consegnato a un'altra parrocchia e poi l'altra parrocchia consegnerà a noi un altro ricordo di questa giornata. Quindi ecco, giusto per farvelo vedere, per farlo sapere un pochettino, quindi grazie. E ci troviamo qui alle ore 2 del pomeriggio, ci sarà un